Stava passeggiando lungo l'argine del Muson quando ha visto galleggiare sull'acqua il corpo di un uomo. È stato un cittadino di Milano ad allertare i soccorsi tra le 6 e le 7 del mattino, intervenuti sulle rive del fiume che attraversa il paese nel tratto all'altezza di via Bastia Fuori. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco di Venezia e dai sommozzatori del 115 di Vicenza. Ci siamo svegliati con questa triste notizia e purtroppo il corpo recuperato era in stato di decomposizione, per cui non si è riusciti a risalire all'identità della vittima e le indagini sono in corso, verrà fatta l'autopsia. La salma infatti potrebbe essere rimasta in acqua per giorni. L'uomo è stato trovato a torso nudo, senza scarpe e senza nessun documento con sé. Solo l'autopsia, che sarà svolta nelle prossime ore, potrà rivelare l'identità della vittima. Sul fatto indagano i carabinieri. Negli ultimi giorni sul territorio non sarebbero state presentate denunce di scomparsa, ma il raggio delle indagini però non resta confinato solo al territorio di Milano, perché non è escluso che la corrente possa aver spostato la vittima. Rimane il fatto che una persona non c'è più e questo dispiace, insomma, il cordoglio va alle persone che lo conoscevano e che ancora non sanno che è lui, insomma, questo è un po' anche un piccolo dramma. Ecco, quando avremo più notizie vedremo da farsi.